Gli indipendentisti veneti sono tornati oggi a manifestare a Venezia, mentre in Catalogna si svolge il referendum sull'indipendenza da Madrid. In Spagna la consultazione è stata in realtà sospesa dalla Corte Costituzionale, quindi non è legale, ma gli organizzatori hanno deciso di andare avanti comunque. Dunque 5.400.000 catalani di età superiore ai 16 anni sono chiamati a pronunciarsi su due quesiti. Vuole che la Catalogna sia uno Stato e in caso affermativo vuole che questo sia indipendente. A Barcellona sono presenti Stefano Valdegambe, il consigliere regionale che ha proposto la legge regionale per indire il referendum sull'indipendenza del Veneto, e Alessio Morosin, fondatore del movimento Indipendenza Veneta. A Venezia, durante la manifestazione, c'è stato anche un collegamento video con Barcellona. Nel giorno della consultazione in Catalogna, senza valore legale per l'indipendenza dalla Spagna, in Veneto e a Venezia in particolare, si sono svolte iniziative degli indipendentisti che sostengono il referendum regionale. Curzio Pettenò. Il Veneto ha la stessa strada intrapresa dalla Catalogna. Da un maxi schermo in collegamento da Barcellona, Alessio Morosin si rivolge ai sostenitori dell'indipendenza veneta radunatisi in alcune centinaia in riva degli Schiavoni a Venezia, tra tante bandiere di San Marco e alcune della Catalogna. Nella regione spagnola si tiene la consultazione promossa da gran parte dei comuni sull'indipendenza, valore solo simbolico e politico, non legale. Il vero referendum è stato stoppato dalla Corte Costituzionale spagnola. A Venezia, per vedere che succede in Veneto, c'è anche una giornalista catalana. Interessante capire gli altri movimenti negli altri paesi d'Europa, ma ripeto, credo che ci sono più punti di differenza che in comune. In Veneto la legge per un referendum sull'indipendenza approvata dal Consiglio regionale è stata impugnata dal governo, ma è ancora effettiva. Prevede però che la consultazione sia autofinanziata, servono 14 milioni, ma ne sono stati raccolti molto meno di 100.000. Gli indipendentisti accusano la giunta regionale di non pubblicizzare il conto corrente. È inutile approvare una legge, approvare un conto corrente senza parlarne, fare tacere su tutto per poi sfruttare magari questa legge quando sarà ora delle elezioni regionali. Corteo a Venezia.